Momento di andare al telefono e dare il buongiorno al capitano Cristian Maggio. Ciao capitano, come stai? Bene, grazie, buongiorno a voi. Innanzitutto complimenti perché da oggi il capitano diventa, o meglio non da oggi, dalla settimana scorsa il capitano diventa direttore. Complimenti per aver superato il corso. Come stai Cristian? Grazie. No, tutto a posto, tutto bene, grazie. Ovviamente come ben sapete, insomma, sono tornato a casa per qualche mese a giocare, quindi insomma vediamo, insomma, è un periodo molto complicato, tosto, però dai, speriamo di venire fuori nel miglior modo possibile, ecco. Per quello che ci puoi dire, insomma, per quello che ti va di raccontare, immagino sia stata una bella esperienza anche perché è vissuta con degli ex compagni, con tanti amici. Però ecco, in cosa consiste questa carriera? Non so, magari per chi è all'ascolto, ecco, e tu volessi ecco, illustrare i passi, no? Ma guarda, sicuramente è stata una formazione mia personale, chiaro io a giugno insomma non dico preso le scarpe al chiodo, però avevo l'idea insomma di intraprendere altre idee, altre strade e quindi visto insomma che ero a Napoli tra virgolette nulla facente, ho cercato insomma di intraprendere questa strada da direttore sportivo, cercare di fare questo corso come dicevo prima come formazione personale, però poi sai, perché poi nella vita per fare questo tipo di lavoro insomma, serve sempre un qualcosa di importante e quindi ho intrapreso questa strada, è andata bene insomma, sono riuscito a diventare direttore sportivo e quindi vedremo poi un domani insomma quando attaccheremo il scatto del chiodo cosa mi capiterà in futuro di lavoro. Ecco. Intanto a Vicenza come, insomma, se volessimo ecco, fare un mini bilancio ecco, di questa tua esperienza vicentina? Ma guarda, a livello mio personale sicuramente molto ma molto positiva perché ovviamente arrivavo da diciamo 6 mesi di inattività e non avevo proprio idea di tornare a giocare. E ovviamente poi quando è capitato con il direttore Federico Balzaretti che mi ha chiamato dicendomi appunto di dare una mano alla squadra, ovviamente stiamo passando un bel momento, non potevo ovviamente dire di no. È chiaro che non è stato facile perché come ben sapete insomma dopo 6 mesi di attività riprendere a giocare subito non è stato facile, però dai, ho avuto la fortuna di aver lavorato tanto bene negli anni passati e diciamo così sono tornato a giocare e sono contento, soprattutto anche nella mia città. Cristian, come sta Nikita Contini? Vero. Abbiamo ovviamente visto tutti, abbiamo letto anche tante polemiche che onestamente lasciano il tempo che trovano. Ma come sta Nikita? Cosa è successo? Se è subito ovviamente può tornare a disposizione. Guarda, fortunatamente Niki sta bene, è la cosa più importante, ovviamente è stato stordito da questa, diciamo così, questa bomba a carte, questa esplosione abbastanza forte insomma, vicino a lui. È stata una scena sicuramente non bella per quanto riguarda l'ambito calcistico, però ti ripeto l'importante è che Niki sta bene. Già ieri insomma l'ho visto al campo, era ancora un po' stordito, però insomma stava bene, quindi penso proprio di sì, insomma, che per la prossima partita sia disponibile. Ecco, ti ripeto, l'importante è di là delle problematiche che poi sono successe, è importante che lui stia bene e questo è qualcosa di importante. Hai letto le parole? Anzi no, prima volevo sapere, capitano, se hai sentito anche l'altro capitano, lui è riuscito a vincere lo scudetto in Turchia, Marek Hamšík, grande affetto ancora da parte nostra, da parte di tutta la città nei suoi confronti. Volevo sapere ecco, se hai avuto l'opportunità anche di parlare con lui. No, per il momento no, sicuramente vi scriverò nei prossimi giorni anche perché soprattutto io insomma, sono super impegnato, ma non capiterà di mandargli qualche messaggio. Ho visto insomma, che ha fatto questa grande vittoria nel campionato e ovviamente sono contento per lui e insomma, gli auguro il meglio, però sicuramente nei giorni prossimi un messaggio di complimenti li farò sicuro. Per un ex compagno che ha conquistato il titolo c'è un ex compagno che invece non è riuscito a farlo. Dries Mertens ha detto: in 9 anni
di esperienza partenopea, questa è stata la delusione più grande. Da fuori hai avuto la stessa sensazione, Cristi? Ma fosse stato al posto suo penso di sì, perché comunque mai come quest'anno veramente c'era la possibilità di portare a casa questo scudetto, perché comunque, come ho detto tante altre volte, il campionato quest'anno era molto livellato, le squadre comunque se lo giocavano tutte alla pari e quest'anno veramente si poteva fare un salto di qualità. È chiaro che poi soprattutto nella fase finale del campionato, quando magari devi tirare fuori qualcosina in più, vieni a meno e purtroppo i risultati ti hanno pagato. Dispiace questo, perché appunto secondo me quest'anno il Napoli poteva vincere tranquillamente lo scudetto, però sono stati bravi comunque ad arrivare alla Champions, che non è sicuramente facile, però se guardi poi in avanti sicuramente un po' di rammarico per il mancato scudetto c'è e ci sarà sempre, ecco. Cristian, ma per quanto riguarda proprio la gestione di Dries Mertens, poteva essere fatta un pochino in maniera differente, poteva trovare, viste le qualità di questo calciatore, recordman di gol della storia del Napoli, ecco, poteva avere un po' più di spazio, cioè si ha l'impressione, è vero che spesso con Spalletti si riportano alla luce i rapporti Totti, Cardi e quant'altro, ma non credo che con Mertens sia accaduta la stessa cosa, però No. la gestione poteva essere leggermente differente. Guarda, io sicuramente, come dici te, eviterei sicuramente il fatto della questione Totti o non Totti. Ovviamente Dries è un giocatore diverso, sicuramente magari ha avuto una gestione diversa, però dirti se poteva giocare di più o di meno, questo solo il mister insomma poteva saperlo. Dries sappiamo bene insomma che soprattutto quando entra una partita in corso lui è capace insomma, di stravolgere la partita. E quindi ti ripeto, l'importante è che l'hanno avuto a Napoli, ha fatto bene, ha fatto tanti gol e ti ripeto poi per la gestione ovviamente non dipende, non posso dirti io insomma se potevo giocare di più o di meno, perché ovviamente il mister ce l'aveva tutti i giorni, tutte le ore sotto i suoi occhi e poteva solo lui dare un giudizio appunto se farlo giocare oppure no. Assolutamente. E allora, direttore, adesso che ti appresti, ecco, a vestire i panni del dirigente, Sì. ecco, consiglieresti, c'è qualche consiglio qualche profilo che andresti a consigliare al Napoli? Ad esempio, ti faccio, non lo so, alcune suggestioni. C'è Aiki, no? Che chiaramente Sì, okay. ha fatto molto bene. Visto che facevate lo stesso mestiere, o meglio, facevi lo stesso mestiere, te la consiglieresti di consigliarlo? Mamma mia, ovviamente dai, non sono qui per consigliare qualcosa alla società, poi ovviamente tanto di rispetto per Giunto, che secondo me in questi anni ha fatto veramente bene nell'ambito di mercato. Sicuramente Napoli deve investire in vista solamente della Champions, e secondo me devono fare degli acquisti mirati, ovviamente magari ecco, di un profilo sicuramente giovane, che possa magari in futuro dare quella qualità, quel valore in più anche alla società a livello economico, però ti dico, sta facendo già bene Giunto di quello che sta facendo a livello di mercato, quindi non penso di consigliargli qualcosa o qualche giocatore nuovo, magari in futuro lo farò, ma non ora. Allora forse a Zanoli sì, a Zanoli forse Cristian puoi darlo. Ma Zanoli consiglio. l'avevo già detto anche l'altra volta, insomma, lo scopriamo oggi, è un giocatore soprattutto come dicevo giovane, che ha molta strada davanti a sé, bravo soprattutto perché ho visto le ultime partite che ha fatto, ha personalità e avere personalità a Napoli tante volte non è facile. E quindi lui sta facendo bene, bisogna lasciarlo tranquillo, sereno e che secondo me può dare delle grandi soddisfazioni a Napoli. Però ecco, ha dato secondo te motivo di poter puntare su di lui nel prossimo futuro?
Ma lo spero, vedete che davanti c'è un giocatore comunque importante come Di Lorenzo, e penso che Zanoli possa solo comunque anche imparare bene dal suo ruolo. Però ti dico, è un giocatore da puntare sicuramente su, perché come ho detto prima è un giocatore giovane, di prospettiva, e quindi è giusto puntare perché ha delle grandi qualità secondo me. Tutto chiaro, grazie mille direttore. Grazie a voi, buona giornata. Un abbraccio e buona giornata e grazie all'ex capitano del Napoli Cristian Maggio.